Bene ragazzi, ciao a tutti dal commentario veneziano, siamo su Football Manager e ragazzi è arrivato il rinnovo da parte del Valencia di Pedro Cortés Garcia. Allora, la statistica per la qualificazione alla UEFA Champions League, budget a qui 65 milioni, budget stipendi 152, nessuna filosofia, ok. Stiamo ancora a Valencia per staccare grandi traguardi, concludi, ok, perfetto. E adesso la prossima partita, tanto siamo. Tra poco arrivano i nuovi acquisti e potremo creare un Valencia da record. Un Valencia devastante. Boh, ciao. Siamo la Coppa del Re. Il 1 gennaio. No, il 2 gennaio, scusate. Raga, ho tentato di fare il risultato istantaneo dell'andata del quinto turno di Coppa del Re, che i primi turni delle coppe nazionali li odio, 2-2, quindi doppietta di Campus, ed è che dovremo fare il ritorno. Ho messo un po' di riserve, ma male, molto molto male. Vabbè. Andiamo al vice. E ok. Tattiche, qua c'è bisogno di almeno un centrale e vediamo i due terzini. Soldi ne abbiamo. 82 milioni di trasferimenti, mamma mia ragazzi, veramente, stipendi. Perfetto. Adesso possiamo veramente fare un mercato sontuoso per la difesa, voglio portare il Valencia a vincere tutto. E poi vado al prosesto, no scherzo. Ragazzi, nonostante la data 5 gennaio, il mercato è chiuso, ci ho messo 2 ore, ho provato a comprare tutti, nessuno vuole venire, allora ho dovuto far così. Ho venduto anche Mestre, sto vendendo Fernando, mi farò tantissimi soldi e sinceramente vaffanculo, ho venuto a 26 milioni Mestre. Eccolo qua, una buona cessione. E l'unico giocatore che è venuto è un giocatore che fa difensore centrale, terzino destro. Niente di che, ma una buona riserva, ragazzi. È il buon Tommasino Elveg, eccolo qua. Cioè, di più non potevo veramente fare. No, sinceramente. 10 milioni. Allora, sono sfibrato perché ci ho messo 30 anni per fare questo. Adesso vendiamo anche Fernando e poi basta, e poi pensiamo a giocare. Ho cambiato modulo, voglio fare questo modulo qua. È un po' rischioso, però voglio provare la doppia punta. Non ho attaccante di riserva, vediamo come va. Comunque sempre il Severi, posso sempre cambiare in corsa e mettere il nostro solito modulo così. Ok, perfetto. Allora, qua vediamo, così vediamo Green, metto subito i nuovi, non sono come quel coglione di Giampaolo. Larga, larga, ok. Transizione così, non in possesso. Ok. Tutto molto good. Perfetto, andiamo ragazzi. Mallorca Valencia. Thomas Helveg, diamo la 25. Certi numeri non possiamo sprecarli. Proprio tutti i centrali che ho provato nessuno. E dei terzini sinistri forti nessuno. Un casino. Dai, cioè Samuel e Toyan Wright, eh? Non è proprio una squadretta. Dai, vediamo i nuovi, li voglio provare subito. Vediamo Kempes come gioca con le due punte. Esperimenti, insomma, dopo la pausa dell'inverno e tutto, non sono mai il massimo, però voglio provare ragazzi. Mi voglio divertire. Incoraggiamoli. Ecco, subito Stankovic. Occhio. E tu, mamma mia, The Crash. Samuel Doe. Occhio. Subito Eto'o sta portando casino nella nostra difesa, molto bene. Sono tutti un po' nervosi qua, che comunque è un azzardo mettere gente nuova e cambiare modulo così. Ma il Kuma è un rivoluzionario, sapete. La squadra non sta proprio giocando bene, eh.
Oh, mamma mia. Vai, Mendieta. Prova un cross. Gioacchino. Gioacchino, Lopez e il Pioco. Purtroppo non è fallo. Attenzione a The Crash. Cazzo, Eto'o si distrugge. Eto'o right, un bel attacco, eh. Ocho. Bravo Arias. Kempes. Niente. Ancora Mallorca purtroppo. Bravo Green, ma ancora Stankovic, aia. Bravo Amedeo. Vai Carboni. Vai Carboni. Fa tutto Carboni, costo di Carboni. Che vede Barione. 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 The Punisher. No. Regolare? Ok. È sempre Kempes. Una punta, 2 punte, 6 punte. Non importa. Questo è valido. Prossimo anno potremo fare molti più acquisti secondo me, col fatto che siamo alla seconda stagione. Attenzione ai nostri errori, right, The Crash. Mamma mia, Canizzare qualcosa di inarrivabile, ha fatto un miracolo. Ok, continuiamo così, ma Kai è molto stanco, chiaramente è ancora un po' spaesato, anche se insomma viene dalla Liga, però comunque Valencia e Deportivo sono due cose un po' diverse. Gioacchino e il Piocco, ti prego mettila bene in mezzo, peccato. Amedeo. Angloma. Gioacchino, mettila in mezzo bene. Era d'Angloma. Kempes! Non ci credo, miracolo del portiere. Miracolissimo. Mendieta, Green. Bravissima, cambio gioco per Carboni. Amedeo. Green. Lo svedesone subito. Si presenta così in Liga con un gol devastante. Gunnar Greenfield. Ricordatelo questo nome. Roy Mackay è il pistolero per Amedeo, per Green, ancora Amedeo. Green, si è preso il centrocampo, Green. Joaquin. Mackay è il pistolero, mamma mia. Right, Angloma. Vai Gioacchino. Gioacchino è il pistolero. È il pistolero! Si presenta benissimo il mercato valenziano. 3-0 micidia. Attenzione, però non è finita la partita, raga. Ocio, eccola là. Lodiamoli questi ragazzi che sono meravigliosi. Angloma. Mendieta. Brutto errore purtroppo. Attenzione, Eto'o, The Crash. Eto'o leggermente scarso nel dribbling. Joaquin. Green. Come si è presentato il mercato valenziano. Attenzione, Kempes. Super Mario. Mamma mia, che squadrone.
molto molto bene. Green, madonna che giocatore Lopez, è il Pioco, ma è il Pioco, non ci voglio credere. Peccato, facciamo un po' di turnover, entra Valderrama, esce Green stanchissimo, entra, mettiamo Aimar, ok, e proviamo Elveg per Angloma, mettiamolo subito nella mischia. Facciamo fare un po' di minuti anche a Tommasino Elveg. Purtroppo mercato concluso così, non arriva proprio nessuno, ragazzi, è stato qua un'ora, Però un 4-0 a Mallorca, come è messo però? Ma non bene, in zona di retrocessione praticamente, salvo per una posizione. Gioacchino. Eto'o. Samuele. Per Wright. Ma qua Canizares non stava facendo una pippetta perché sinceramente non ho capito, è rimasto fermo. Comunque Valencia sontuoso, Ayala è morto però. Ottimo, un 4-0 pesantissimo. Sono molto molto soddisfatto, sì. Beh sì, Kempes è leggermente forte. Ok ragazzi, ritorno Coppa del Re, voglio tenere la stessa formazione, voglio dare minuti ai nuovi per l'esperienza del modulo. Dopo il 2-2 Leganés, insomma, vorrei anche vincere. Piove in Spagna. Green. Macai, Lopez. Boom! Ancora lui, sempre solo. Mario Kempes. Molto bene. Attenzione subito, bravissimo Rias, ma sbaglia Oscar. Guarda, fare la cagata, fare il cagatone un uomo. Bestia nera questo Leganés, rischiamo di uscire dalle coppe, cioè siamo ancora in questo momento passati, però dai cazzo, madonna, se devo perdere tempo con queste coppe del re della minchia. In questo momento siamo in lotta su tutti i fronti, comunque in questo momento. Green è molto stanco rispetto agli altri, però guarda come sono messi loro, se sono il tempo li attacchiamo e vinciamo. Dobbiamo giocare con una mentalità offensiva. Ok, se le cose non sistemano entro il 60esimo, il 5esimo faccio 2 cambi. Gioacchino. Mamma mia, il pistolero per poco ci regalava una delizia.
Mendieta, brutto errore questo, attenzione, attenzione, boom. Mamma mia. Niente, sta Coppa del Re è indigesta per i valenziani, Dai, fiori, dai. Dai Lopez, dai. Lopez vede Macai in una maniera inaccettabile. Mamma mia, Lopez ha visto Macai e Macai ha fatto un gol da fenomeno. Come si è presentato il pistolero e la Coruña non giocava. Bei deficienti, insomma. Diamo un po' di riposo a Kempes. Mettiamo Pablito. E mettiamo Clermont per Green. Barça in vantaggio. Ultimo cambio a Yara che è veramente morto. Attenzione, Gaitka. Boom! Quarta stagionale per il capitano. Grande Gaitka. Dai. Siamo passati perché insomma salvo. Ultimo cambio. Vediamo Elvira centrale, anche se non è proprio il suo ruolo, c'è lui più terzino. Proviamolo anche qua. Vediamo i feedback di Elveg. Thomas Elveg, giocatore dell'Udinese e del Milan, vincitore dello scudetto 98-99. Prossimo anno ci portiamo anche le stelline che abbiamo preso, i vari Tierney, Madonna, che gol di merda. Attenzione, con un 3-3 passano loro, È finita ragazzi, è finita. Che fatica signori, ma passiamo noi. Troppa fatica però, Buona, però siamo qualificati. Non mi interessa. Ok ragazzi, ultima partita per oggi, poi abbiamo i quarti di Barcellona di Coppa del Re e il campionato il Real, ma quello ce lo spariamo nel prossimo video. Qua teniamo la stessa squadra, abbiamo messo Arias, abbiamo messo Pellegrino per uno stanchissimo Ayala. No, ho sbagliato io, ma speriamo bene. E poi ho messo Valderrama per Mendieta. Sono importante portare a casa altri 3 punti. Dai ragazzi, su. Amedeo, Lopez e il Pio. Green. Valderrama. Green. Angloma. Macai. Non ci credo, l'ha proprio regalata a Irbar. Si può sbagliare un gol così però, porca loca. Deve essere già l'1-0.
Bisogna capire cosa fare di Aimar, vediamo come va questo modulo, però Aimar è un giocatore forte ma troppo discontinuo per i miei gusti. Primo tempo non bello comunque. Kempes è disinteressato, molto bene. Siamo un caso a Kempes. Male, Kempes fuori dai maroni. Oggi proprio troppi elogi. Mettiamo Pablito e Mendieta per un Valderrama che è uno dei migliori, però piuttosto mettiamo Chili Gonzalez per un gioacchino che non ha fatto bene. Vediamo se questi cambi comendiani porteranno a qualcosa. Vai, entra Aimar. Aimar bisogna capire se è un lusso o se veramente ha la stoffa per essere il fuoriclasse della squadra. Ai, Green si è fatto male, ma Green cosa ha di stamina? 2? Integralità fisica 17, che cazzo. Niente, partita bloccatissima. Non sfondiamo, non si sfonda. Canizares, dai. Dai, qualcuno spizzata per qualcuno. Niente. Green è a petti, purtroppo si rischiamo di prendere il gol. Aia. Eccola. Attenzione, va il VAR, ma la VAR la vedo dura. Mendieta per un Green distrutto. Speriamo. La vedo dura. Sì. Perdiamo in casa col Bilbao, pazzesco. Con questa sconfitta chiaramente addio sogni di primo posto, quasi certi. Mendieta, dai cazzo, Gonzalez, Mendieta e il Piocco, niente da fare. Valderrama fa un gran recupero qua. Valderrama per Lopez, ti prego Lopez, pareggiamo adesso, la vinciamo. Se pareggiamo adesso la vinciamo. Lopez, niente da fare. Proprio il disastro. Rocco, gol. Ma questo forse... E il Pichichi. Niente, male, molto male. Battuta d'arresto che non mi aspettavo sinceramente in casa. Vabbè, quest'anno sarà impossibile portare a casa trofei purtroppo. Il Barcellona ci ha preso anche. Con un gol al 90esimo del Cantava, a cagare. Cos'è? Perde tempo il Bilbao e va a vincere, è una partita indegna per noi. Vai. La squadra non c'è proprio oggi, Vabbè raga, sotto il comandone veneziano, bel video, ci salutiamo però con un'incazzatura devastante. Ciao!